Sempre a Venezia, ed è un piacere avere la mia amica Rossella Menegato, autrice, scrittrice. Ho condiviso con lei i suoi successi, uno degli ultimi schegge che abbiamo presentato qualche anno fa in Regione Veneto, e oggi sei qui, Rossella, a presentare Di fuoco ed ombra, un docufilm che nasce da un altro tuo libro molto bello e che racconta, mette insieme delle storie di donne. E la domanda che ti voglio fare è questa: quanto è stato difficile o quanto strano è raccontare la vita delle streghe di ieri? Non erano streghe vere, ma insomma la caccia alle streghe c'era nel passato, ma in fondo un po' di caccia alle streghe c'è anche ai giorni nostri, quando parliamo di violenze, quando parliamo di maltrattamenti, quando parliamo in generale di discriminazioni. Quindi se ci vuoi raccontare Di fuoco ed ombra, siamo felici di sapere. Beh, intanto stare con te è sempre un piacere, perché non si dicono mai gli anni, ma il fatto di parlare di donne, 15 anni, forse anche di più, da sempre parliamo contro la violenza di genere, del fatto che comunque le donne devono apparire, di conseguenza è stata un'evoluzione naturale per me iniziare a fare delle ricerche con Manuela Brocco su quelle che sono state le donne del passato, che hanno vissuto nella città come Vicenza, un lavoro di 10 anni, dal primo secolo d.C. fino al 1940, e ho detto: ma perché non inserire anche le contemporanee, una decina di ragazze, di giovani ragazze di 20 anni, sentire cosa ne pensano loro sull'emancipazione femminile, sulla caccia alle streghe e di conseguenza la violenza anche di genere, sulla fede, la guerra per la fede, e di conseguenza è subito una riflessione: cosa avrebbero pensato e cosa hanno subito le donne del passato, perché noi siamo proprio questo, il frutto del nostro passato, e saremo le radici del nostro futuro. E infatti noi ringraziamo sempre quel movimento di femministe che negli anni 70 ha liberato le donne anche in Italia da tanti limiti, da tante limitazioni, da tante discriminazioni, e ha anche avviato tutta una serie di riforme legislative. Penso al divorzio, penso all'interruzione di gravidanza, insomma tante innovazioni. Però questo docufilm che voi avete presentato qui a Venezia è il frutto di un regista giovane che si chiama Youssef Dalima e che abbiamo il piacere oggi di avere qui con noi, e al quale chiedo, intanto ringraziandolo e anche complimentandomi con lui per il risultato ottenuto e anche per il riconoscimento che hai avuto e ottenuto oggi, quanto è stato difficile raccontare le donne in questo film? Allora, se me lo chiedi come uomo, allora in realtà per fortuna ho avuto tutto un lavoro dietro in cui c'erano già donne che mi hanno plasmato e portato un po' a conoscere meglio queste storie, queste donne, e quindi insomma non è difficile perché ero accompagnato in sicurezza. Poi forse mi ha aiutato anche il fatto che io mentalmente mi è sempre piaciuto il tema insomma, sull'uguaglianza dei sessi, tutte quelle cose che insomma io ancora adesso nel 2021 ritengo un po' assurde, purtroppo ci sono, e quindi il mio metodo comunicativo è l'audiovisivo, quindi perché non affrontarlo? Appunto a Venezia abbiamo portato 2 progetti, tra cui questo, entrambi hanno un filo conduttore che c'entra le donne, quindi era interessante come tema per un po' smuovere anche certe abitudini e purtroppo certe mentalità. Quindi About Women quest'anno ha ospitato insomma Di fuoco ed ombra, e sono molto felice di averti conosciuto, Youssef. Ovviamente è un piacere sempre ritrovare Rossella, e sono sicura che l'anno prossimo ritorneranno con altri progetti da presentare. E ragazze, state sempre vigili e attenti, perché i diritti acquisiti non sono mai così scontati. Grazie. Prego, grazie a voi.